5 giornate alla fine del campionato di Serie A. Capurso e Roma danno il via allo sprint finale qui al Palapinto di Mola di Bari. Buonasera da Davide Menolascere, benvenuti in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Pronti a raccontarvi la sfida di questa sera, un turno che si è già aperto mercoledì con il successo delle Cositi Genzano 4-2 sulla CDM. Punti per la salvezza, quelli che cerca il Capurso, punti invece per provare a scalare ancora la classifica per quanto riguarda la Roma. Andiamo a leggere le formazioni in campo quest'oggi. Partiamo dal Capurso, padrone di casa. Micoli, Pires, Garofalo, Ikeda, Macco Perri, Lamas, Gianattasio, Pedrinho, Grandinetti, Leggero e Lisco, guidati da Francesco Chiaffarato. Roma invece di Fabrizio Reali, che si schiera con Sarmiento, Ceccarelli, Michel, Riccardinho, Avellino, Fortino, Di Eugenio, Biscossi, Marchetti, De Simone, Marconi e Fionchetti. Dirigono la sfida Rosario Faiella di Castellammare di Stabia, Mattia Landi di Prato, il cronometrista, e Prisco di Lecce. Foto di gruppo per il Capurso e poi si potrà cominciare. Ultimi dettagli da sistemare nelle due porte, foto di gruppo anche per la Roma e poi il via alla partita. Tendiamo di scoprire anche quelli che sono i quintetti scelti dai due allenatori per questo match. Partita che si è aperta nel ricordo di Giuseppe Castellaneta, giovane atleta dell'Under 19 del Capurso, scomparso prematuramente qualche giorno fa, e per cui tra poco osserveremo anche un minuto di raccoglimento. C'è stato l'abbraccio di tutto il pubblico del Palapinto alla mamma, che ha ricevuto un mazzo di fiori direttamente da Beni Garofalo, e adesso dunque ci fermiamo per un minuto. Applauso del Palapinto, una vicenda in cui è davvero difficile commentare, purtroppo. Una morte improvvisa per una malattia rarissima. La partita sta per cominciare. Sarà la Roma a dare il via alla partita con Rodolfo Fortino nel cerchio di centrocampo. C'è però un buco nella porta alla nostra destra, quella che Micoli difenderà nel primo tempo, e quindi calcio inizio che slitta adesso anche la nostra regia va a pescare il momento in cui viene messa una fascetta per chiudere un buco nell'angolo. Altre 3 gare in contemporanea a questa. Came Treviso-Mantova, match chiave in ottica salvezza che riguarda da vicino il Capurso. Derby campano tra Sala Consilina e Sandro Abate. E poi il derby, anzi la sfida di alta classifica tra L84 Torino e Feldi Eboli. Match Sky
della giornata, detto del 4-2 del Genzano sulla CDM. Domani 2 posticipi, alle 17 Pomezia Meta Catania, alle 18 Active Pirossigeno Cosenza, con il Napoli che invece osserva il turno di riposo, ha avuto a disposizione un po' di tempo per ricaricare le batterie in vista poi di questo rush finale che ci porterà fino al 2 maggio con l'ultima giornata tutta in contemporanea. E quindi, considerando anche la settimana scorsa in cui si è giocato il match della nazionale contro la Germania, si torna in campo adesso. L'ultimo turno disputato è stato quello di 14 giorni fa, nel venerdì santo. C'è un buco tra l'altro anche nell'angolo sinistro della porta, quindi 2 buchi. Adesso lo stesso Giuseppe Micoli ha provveduto a rattopparlo. Regia invece era andata su Reali a colloquio con Avellino e Fortino. Si può cominciare. Faiella del via alla sfida tra Capurso e Roma. Sarmiento, Michela, Avellino, Riccardinho e Fortino, i 5 che scendono in campo per la formazione giallorossa. Oggi in maglia bianca. Capurso invece con Micoli, Pires, Dammacco, Lamas e Grandinetti. Subito cercato Fortino in profondità, non ci può arrivare. Nel Capurso, leggero in panchina, ha vinto il ballottaggio con Nicola Primavera, che dunque è stato poi dopo il riscaldamento escluso dalla lista dei 12 presentata da mister Chiaffarato. Rimessa laterale per il Capurso, trascorsi qui invece 22 secondi dall'inizio del match. Occasione dal primo minuto per Vito Dammacco nel ruolo di riferimento offensivo, poi scelte quasi scontate oltre a Micoli, Grandinetti che sta facendo una grandissima stagione, e quelli che sono i 2 capocannonieri del campionato, Gonza Pires e Nicolas Lamas. 22 reti a testa, 44 gol in 2 su 68 totali segnati dal Capurso, ed è proprio loro 2 che scambiano il pallone. Dammacco prova a dare la sovrapposizione a Pires che si accentra, Fortino però lo ferma. Grandinetti a contrasto, palla che diventa buona per Lamas, 1 contro 1 con Avellino. Lamas calcia verso la porta, Sarmiento, poi testa di Pires, Riccardini allontana a sua volta. Pires prova a salvare il pallone con un po' di mestiere. La Roma guadagna poi fallo laterale con Di Eugenio. Riccardinho, Fortino, Avellino, Di Eugenio. Riccardinho all'indietro ancora verso Di Eugenio. Contrasto con Pires, ultimo tocco del mancino argentino. Rimessa che Riccardinho lascia ad Avellino. Lancio a cercare la corsa di Eugenio, palla però troppo profonda, non ci può arrivare. Quindi Capurso che torna a gestire il pallone. Anche Micoli che si allarga per offrire una linea di passaggio in più a Pires. Infatti viene servito, 4 secondi a disposizione del portiere del Capurso che carica il destro, fa partire. Sarmiento controlla la traiettoria e lascia uscire il pallone fuori. Roma che arriva forse nel suo miglior momento stagionale a questa partita, considerando perlomeno le ultime 5 giornate. Secondo intanto Grandinetti che riesce a restare in controllo del pallone, poi la pizzica verso l'interno dell'area di rigore. Avellino, Di Eugenio, Dammacco a contrasto, Pires può calciare, Pires in porta, grande intervento di Eugenio. Fortino alle spalle della difesa, ha capito tutto Micoli che poi si proietta in avanti, ancora Micoli fermato da Di Eugenio. Prima sortita offensiva di Giuseppe Micoli, applausi da parte del pubblico del Palapinto. Dicevo, Roma che ha ottenuto 13 punti nelle ultime 5 giornate. Lamas l'ha battuta nel frattempo, va a cercare il secondo palo, Sarmiento allontana, Pires in qualche modo, Avellino con il braccio mi sembrava molto attaccato al corpo,
Poi rimessa laterale assegnata alla Roma. È lo stesso Avellino che batte, va a cercare ancora profondo Fortino, palla di prima sulla corsa di De Eugenio. Pires segue bene, non si fida e allontana il pallone. Avellino ancora a cercare Fortino, conclusione complicatissima, ci prova comunque, colpisce la palla solo di esterno. Rimessa laterale per Pires, Roma che tiene la linea di pressione abbastanza alta in questo avvio. Grandinetti, Lamas per Dammacco, ancora Grandinetti, prova a partire di forza sulla corsia di destra, Grandinetti incrocia Sarmiento, poi Dammacco finta col tiro di sinistra e viene fermato. Chiaffarato dalla panchina, gli ha detto soltanto tira, considerando che era una chance extra che si era creata per lui dopo la respinta di Sarmiento. Lamas l'ha battuta ancora verso Micoli, più vicino alla linea di metà campo, avanza ancora, ci riprova verso la porta, tiro altissimo, Sarmiento se la ritrova tra le mani, poi Dammacco in maniera un po' rischiosa va a spingere Sarmiento. Richiamo da parte di Faiella, ha rischiato il cartellino giallo secondo me Dammacco in questa situazione. C'è rimessa dal fondo per la Roma. Capurso che è reduce invece dalla sconfitta 3-2 contro la CDM. Sarmiento chiede indicazioni intanto se si tratta di rimessa dal fondo come in precedenza, non punito il contatto di Dammacco. Primo pallone del match anche per Biscossi che va poi da Avellino. Ancora Biscossi, Grandinetti col petto, la tiene in campo, ancora Grandinetti, chiuso da Fortino, allora Biscossi, Fortino si propone sulla destra, Biscossi lo va a cercare, bella scivolata di Grandinetti in chiusura, poi Avellino indietro da Sarmiento. Avanza ancora Sarmiento nella metà campo offensiva, argentino va da Fortino, di prima per Avellino che torna ancora da Fortino. Micoli valuta correttamente la traiettoria della palla, la lascia scorrere sul fondo. Lamas, palla alzata a cercare Grandinetti che la fa scorrere, si aiuta con il braccio, forse anche un po' sfavorito dal rimpallo. Arriva il primo fallo del match commesso dopo poco più di 3 minuti. Fortino, Capurso che invece tiene la linea di pressione all'altezza della metà campo in questo avvio. Michel prova a metterla dentro, Dammacco si appoggia a Micoli che a sua volta va da Grandinetti che ha un po' di spazio. Lamas vuole il pallone, Grandinetti però un po' di metri davanti, poi si ferma e torna da Nicolas Lamas. A sua volta servito Pires che prova il tunnel su Fortino che non abbocca, palla verso Michel, intercettata ancora da Lamas, possibilità per il Capurso di provare ad affondare, bella palla di Lamas. Pires prova ad allargarla verso Vito Dammacco, chiusura determinante del solito Avellino che chiude la linea di passaggio che si stava creando. Rimessa laterale per il Capurso. Pires per Grandinetti, all'indietro Micoli, Dammacco e Pires all'interno dell'area di rigore. Sarmiento allontana ancora una volta sui piedi di Dammacco che però di spalle. Fortino intercetta il pallone, ancora Fortino, Dammacco alle spalle lo disturba, poi Grandinetti, nuovamente Dammacco, bella palla di prima, Pires ancora per Lamas, ancora Lamas, cerca un varco, la manda sul fondo. Pires chiedeva il pallone dall'altra parte, secondo me ha fatto bene a calciare Lamas. Dentro Pedrinho e Ike nel Capurso, queste le prime due variazioni per Chiaffarato con Perri, anzi Giannattasio. Pedrinho è rimasto poi in zona cambi, è pronto a entrare appunto insieme a Perri. Eccolo Giannattasio in pressione sul portatore di palla. Avellino finta il passaggio a destra e torna poi da Fortino. Biscossi, ancora Fortino, Avellino, Biscossi,
Fortino di prima, sui piedi però di Dario Giannattasio, un po' isolato, sceglie di ricostruire con calma con Ike. Lamas fermato da Biscossi, che poi allontana il pallone verso la panchina di casa. Quinto minuto in corso, Giannattasio sul punto di battuta, vicino a lui Grandinetti, alla fine si prende in carico, palla in profondità per Pedrigno, fermato, può provare a ripartire la Roma con Avellino che sta tagliando in profondità. Bell'intervento di Giannattasio sul pallone, si sovrappone Grandinetti, Giannattasio lo va a cercare, Grandinetti col piatto destro trova Sarmiento, ancora una chance per il Capurso in contropiede, poi Pedrigno recupera il possesso senza far uscire il pallone dal campo. Giannattasio, Grandinetti, Ike, ancora Guido Grandinetti in profondità, forse sbagliando la misura del passaggio, forse aspettandosi uno scatto in avanti di Ike che non c'è stato. Un po' di riposo per Grandinetti, al suo posto Perri come riferimento arretrato. Giannattasio intercetta 2 volte, la seconda la palla termina oltre la linea laterale. Riccardinho sposta il pallone dall'altra parte, passa di forza Biscossi, poi Perri, è stato un fallo in precedenza proprio sulla giocata di Biscossi e quindi vantaggio che non si è concretizzato, è calcio di punizione per la Roma. Capurso che sale a quota 2 falli come anche riportato nella nostra grafica. In corsa per Avellino, solo Ike in barriera, si muove Riccardinho, pallone proprio per lui, Pedrigno in marcatura, ancora Riccardinho, Avellino, finta, Ike in scivolata, interviene pulito sul pallone, voleva anche la rimessa laterale che non gli è stata però concessa. Avellino alza la palla a cercare il mancino di Fortino da posizione lontanissima, Micoli anche vedendola partire all'ultimo, poi Fortino per Avellino, può affondare Avellino disturbato alle spalle da Pedrigno, c'è fallo, poi la palla è arrivata a Fortino, non si può considerare però vantaggio non concesso secondo me, perché il fischio era arrivato abbastanza prima. Capurso che sale a quota 3 infrazioni però. Punizione molto più ravvicinata alla porta, primo piano per Avellino che è uno dei 2 candidati a tirare in porta. Avellino calcia addosso a Grandinetti che era in barriera, possesso sempre per la Roma, si torna da Sarmiento. Perri con la testa, Roma che rimane in possesso. Serie di cambi perché ovviamente per questo calcio piazzato che Farato aveva rimandato in campo Grandinetti per difendere, dall'altra parte Reali, Fortino per dare una chance in più in ottica offensiva. Di Eugenio va da Sarmiento, disturbato, cerca il lancio comunque in profondità, troppo profondo. Giannattasio chiama il pallone, Micoli lo accontenta subito, Giannattasio prova il tocco volante, non riesce però a indirizzare verso la porta. Rimiedo al fondo per Nicolas Sarmiento. Riccardinho riceve, va poi da Di Eugenio, palla sulla corsia di sinistra. Sono entrati nel frattempo nel 7° minuto, partita che sta scorrendo abbastanza rapidamente senza interruzioni fin qui. Riccardinho ancora 1 contro 1 con Ike, prova a intervenire, rischia di commettere fallo anche poi in caduta, viene invitato a rialzarsi Riccardinho. Buon intervento difensivo dunque per Ike Ribeiro in questo frangente. Micoli, che tra l'altro cerca ancora il primo gol con la maglia del Capurso in questo campionato.
Micoli è andato a cercare proprio Ike, palla gestita da Sarmiento in profondità. Perry prova a rubare il pallone a Riccardini e ci riesce. Poi Ike, tanto spazio centralmente, pensa al tiro, appoggia Pedrinho. Pedrinho scivola al momento della conclusione. E allora la Roma può ripartire dall'altra parte. Di Eugenio, sfortunato nel rimpallo perché c'è il tocco di Perry, poi il suo. E quindi la rimessa è del Capurso. Giannattasio alla battuta. Pedrinho proprio per Dario Giannattasio. Dentro da Ike, Di Eugenio non lo fa partire. Palla tra le mani di Sarmiento. Di Eugenio. Riccardinho. Ancora Di Eugenio. Riccardinho nuovamente. Sulla corsa di Cecobelli che col destro da posizione defilata non riesce a inquadrare lo specchio. Lamas in profondità sulla corsa di Pires che si impegna per arrivarci, non riesce però a tenere il pallone in campo. Cecobelli fermato ancora da Juan Perry che cerca poi un bel filtrante di ambiziosa. Non ci può arrivare Pedrinho che comunque apprezza. Avellino. Cecobelli fermato ancora da Perry che cerca la palla lungo linea. Riccardinho intercetta per un attimo, poi Pedrinho trova la deviazione proprio del 14 avversario. Rimessa di Pires verso Perry. Lamas. Juan Perry nuovamente. Riccardinho ruba il pallone, può calciare in porta, traversa interna con tocco di Micoli. Vediamo se il replay ci aiuta. Rischio corso da Perry. Botta di punta. Fortino si è accorto subito dalla parata di Micoli. E quindi rimessa laterale ovviamente concessa alla Roma. Ancora Avellino che calcia verso il secondo palo. Non arriva però nessuno a ribadire in porta. Poi Chiaffarato cerca di restituire il pallone a Micoli. Ma nel frattempo la Roma si è già ricomposta. Sempre in pressione i giallorossi. Pires. Lamas. Dammacco. Lamas. Sulla corsa di Grandinetti che prova ad arrivarci. Prova a evitare Sarmiento. Non riesce però a calciare in porta. Ci prova la posizione defilata. Chiuso da Fortino che era stato aiutato anche da Avellino. Micoli per tenere alto il ritmo. Ancora Micoli nella metacampo offensiva. Addirittura col sinistro. Sarmiento non la blocca. Concede calcio d'angolo. Ogni volta che parte Micoli c'è la sensazione di elettricità anche nei suoi movimenti. Può sempre creare un pericolo. Pires al volo col mancino. La palla rimane lì. Non arriva però né Lamas né Dammacco a ribadire in porta. Il Capurso resta però in proiezione offensiva con questa rimessa laterale affidata a Dammacco. Lamas suolata per Pires che arriva un pizzico in ritardo. Allora Fortino in avanti a cercare la corsa di Matteo Biscossi, chiuso da Dammacco. E nuova rimessa laterale per il Capurso quando sono quasi trascorsi 9 minuti. Biscossi nuovamente all'indietro per Avellino, pressato da Dammacco, poi Lamas la mette giù col petto. Pires in sovrapposizione, la palla è a destra per Grandinetti. Attende il momento giusto, Fortino in copertura su di lui. Grandinetti ci prova col sinistro, l'alza troppo. Intanto arrivano i primi gol dagli altri campi con l'L84 avanti 1-0 sulla Feldi e Cam e Mantova sull'1-1. Vantaggio del Mantova dopo pochi secondi, pareggio da parte degli uomini di Silvio Rocia.
ma come detto gare delle 20:30, quindi ancora lunghissima, siccome lo è qui a Mola di Bari. Prova Michel, la giocata sulla destra, duello spalla contro spalla vinto da Pires, e poi Michel finisce per terra senza conseguenze. Rimessa per Lamas. Micoli. Lancio in profondità, Dammacco ci arriva senza però riuscire a mettere giù, era una giocata complicatissima. Roma che riparte, Biscossi per vie centrali, poi Fortino a destra. Lucio Avellino. Pall'uscita sul controllo di Biscossi davanti alla panchina di Chiaffarato in questo primo tempo, e quindi nuovo possesso conquistato dal Capurso. Ci avviciniamo a metà del primo tempo, ancora nessun gol. Dammacco per Grandinetti che voleva chiudere la combinazione, la triangolazione. Dammacco però non è partito in profondità e dunque pallone riconsegnato alla Roma. Fortino pressato da Grandinetti, scarico all'indietro per Sarmiento che voleva un lancio in profondità, lo va ad effettuare adesso. C'è Micoli, attenzione al contatto, ha preso un colpo con il parquet credo alla fine Michel. L'impatto si è sentito veramente forte, ha preso il colpo anche da Micoli vedendo il replay adesso. Sicuramente Micoli andava per cercare il pallone, però vi assicuro che la botta si è sentita. La panchina della Roma chiede delucidazione alla terra arbitrale, poi gli ospiti restituiscono il pallone al Capurso e quindi si riprenderà con la rimessa di Micoli. Capurso che aveva un attimo fatto fermare il gioco proprio per verificare che fosse tutto ok per Michel. Grandinetti intanto, Dammacco in profondità a cercare il pallone verso Nicolas Lamas, poi Biscossi la manda in avanti, palla per Avellino. Grandinetti, grande lavoro di Avellino per evitare la scivolata, palla buona ancora per Biscossi e poi Fortino dopo la parata di Micoli non riesce a controllare. Era una chance enorme per la Roma, considerando anche quanti giocatori erano stati portati nella tre quarti offensiva. Fallo laterale Capurso con Lamas che è andato a recuperare il pallone dal tunnel che conduce agli spogliatoi. Micoli vorrebbe una linea di passaggio, è costretto a lanciare in avanti. Grande palla di testa di Pires che aveva fatto una sponda quasi precisissima per Dammacco. Attenzione alla Roma adesso in transizione. Riccardino con tantissimo spazio, se lo prende tutto, calcio col mancino in porta e porta avanti la Roma dopo 10 minuti e 38 secondi. Si vedeva proprio il buco centrale, Grandinetti non è riuscito ad andare a chiudere. Calciato con grande forza, è arrivato l'1-0. Lamas per una prima parte di primo tempo molto equilibrata. Sarmiento nel frattempo va al lancio in profondità, Lamas controlla, lascia un po' lì, allora Fortino col destro ad un passo dal raddoppio. Capurso chiede calma adesso perché i suoi hanno concesso due grandi chance nel giro di pochi secondi. Dammacco prova a saltare alle spalle della difesa per Pires, pallone che viene intercettato, rimessa proprio per il Capurso. Dammacco va da Grandinetti. Ancora Grandinetti, Pires, Guido Grandinetti, Lamas col mancino non riesce a partire Dammacco, quindi il pallone è nuovamente giocabile per Sarmiento. Ancora Roma in possesso, Fortino per Avellino, Riccardinho da Biscossi sulla corsia di destra, evita l'intervento di Lamas, va
tra le linee da Riccardinho e si ricomincia da Avellino. Bella gestione del pallone adesso da parte della Roma. Riccardinho da Robocop Fortino. Dammacco quasi riesce a intercettare il pallone, ma ancora la Roma che prosegue questo lungo giro palla. Fortino ancora, Avellino, Riccardinho, parte sulla destra, scivolata di Dammacco sul pallone, concede calcio d'angolo. Avellino sulla palla. Fortino ci prova col sinistro. Nicoli non tocca. Fortino infatti voleva un tocco di un giocatore avversario, non del portiere. Pires intanto rischia un po' di perdere il pallone, concede alla Roma ancora un contropiede. Palla alle spalle della difesa, gran chiusura di Grandinetti. Forse problemino per Micoli. Pires prova l'imbucata, palla per Lamas. Grandinetti, palla alzata per Iche, buono il controllo, rimane però di spalle alla porta, si torna da Lamas. Ancora Lamas, avanza, Riccardinho non si fa saltare, prova poi a tenere vivo il pallone, non ci riesce. Capurso non deve però rischiare di perdere questi palloni, ciò che Chiaffarato sta provando a dire ai suoi mentre si avvicinano alla panchina per il time out. Eccolo, ancora Chiaffarato con le mani alzate per predicare calma per i suoi. 7-10 alla fine del primo tempo, un solo gol di distanza tra le due squadre, quindi tanto ancora da giocare in un momento sicuramente favorevole alla Roma, quello in cui la partita è stata stoppata. Roma che deve fare a meno di Isgro. Si è operato martedì per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco del ginocchio sinistro. In bocca al lupo a lui se ci sta seguendo in diretta per un pronto recupero per il ritorno in campo. Ovviamente un'assenza importante per la Roma. Mentre termina il minuto di pausa e si torna in campo per riprendere il match. Possesso per il Capurso, time out che era stato chiamato da Chiaffarato. Perri in avanti verso Iche, la fa scorrere troppo, poi finisce per terra, viene invitato a rialzarsi da Faiella. Che sostiene di essere stato sbilanciato, non arriva tra l'altro il giallo per simulazione, quindi comunque non è stata valutata come simulazione questa caduta di Iche. Semplicemente Faiella, per il metodo di giudizio utilizzato, ha chiesto di fare uno sforzo in più a restare in piedi, diciamo così. Nel frattempo Roma che conquista ancora un calcio d'angolo passando dalla corsia di sinistra. Avellino ci prova col destro ad incrociare, deviazione di Giannattasio, poi c'è Cobella all'indietro, Sarmiento, Eugenio non riesce a tenere il pallone in campo, ultimo tocco il suo. Giannattasio attacca dalla destra, dentro da Iche, prova a lavorare sulla linea di fondo Pedrigno, porta a casa un calcio d'angolo. Giannattasio la battuta fuori per Pedrigno che calcia male, poi Iche commette fallo su Avellino. Sono 4 le infrazioni del Capurso, con 6:39 da giocare, è un elemento da tenere in considerazione. Punizione che Avellino batte, ma c'è un richiamo, anzi un colloquio tra Faiella e Chiaffarato, pescati adesso
dalle nostre telecamere che Farato si lamentava per la concessione del fallo. Per lui si poteva proseguire. Giacobelli intanto chiuso da Perry che poi allontana la sfera. Ancora una conclusione di Avellino, deviazione di Ike abbastanza netta in questo caso e dunque nuovo corner. Palla messa dentro, grande intervento di Micoli. Sarmiento pressato da Pedrinho. Marchetti, palla recuperata da Giannattasio. Pedrinho sulla destra, grandissimo intervento di Eugenio, poi Avellino in avanti, ancora contatto Ike Avellino. Ike si prende il cartellino giallo, facendo di no con la testa. Quinto fallo Capurso. Se ne va protestando Ike. E quindi nessun fallo più da spendere per il Capurso. Prossima infrazione produrrà un tiro libero per la Roma. E tra l'altro Ike primo ammonito della partita in questo continuo e ripetuto duello negli ultimi minuti con Avellino, che riceve adesso da Marchetti. Va in profondità, ancora il pallone per Marchetti che sbaglia la misura del passaggio. Poi torna in panchina per permettere a Riccardino di tornare tra i protagonisti del match. C'è fallo laterale per Giannattasio. Richiamo stavolta per Micoli che ha restituito il pallone troppo lentamente a giudizio di Faiella. Continuano a colloquiare i due. Si riparte adesso. Pedrinho. Perry. Dentro da Ike che non riesce a ricevere il pallone. Palla che si impenna, Ike ci mette la testa ma fa quasi un assist a Giacobelli. Micoli un po' in difficoltà con il pallone altissimo, alla fine evita di correre rischi ulteriori. Fuori Ike, dentro Grandinetti invece per la scelta dell'inquadrato Chiaffarato. Avellino fermato da Pedrinho, ma c'è ancora fallo laterale. Ancora Avellino, Riccardino, Avellino 1-2, la palla arriva in qualche modo ancora da Avellino, fermato da Giannattasio. L'ultimo tocco è stato di Avellino, giudizio degli arbitri, quindi rinvio di Micoli verso Perry. Scivava per un attimo Grandinetti nella parte centrale di campo, il pallone termina direttamente sul fondo. 5 minuti e 28 da giocare, lancia ancora verso Fortino, Micoli di testa lontana. Avellino, Michel, vediamo se punta Giannattasio, ci prova ad incrociare, palla respinta col corpo da Pedrinho, rimessa laterale ancora per la Roma. Riccardino la battuta, Avellino, bel movimento di Michele che poi vede da Fortino, ancora Fortino, cerca spazio per il sinistro, lo ferma Perry, manda in contropiede Grandinetti solo contro la difesa avversaria, calcia in porta, trova la deviazione di Avellino e il conseguente calcio d'angolo. Non poteva fare di più Grandinetti. Ancora una buona lettura difensiva di Perry, stavolta per fermare Rodolfo Fortino. Palla alzata proprio per Perry, destro al volo, Sarmiento in corner. La giocata preferita di Perry, ce la ripropone la regia. Sarmiento con tanti giocatori davanti,
Adesso Peri calcia male. E allora Avellino può partire il contropiede della Roma. Un'occhiata in mezzo. Avellino a porta vuota da una parte all'altra del campo. In pochissimi secondi arriva il raddoppio della formazione ospite e 2-0 a meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo. Gioco da ragazzi, mettere in porta il pallone da lì. Quindi Avellino, oltre a essere il leader difensivo, scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori. Pires, Pedrinho, Lamas in avanti, non ci sono compagni pronti a ricevere. Rimessa dal fondo per Sarmiento, bastato un tiro uscito sporco dal destro di Peri da corner per mandare la Roma in contropiede, sfruttato perfettamente. Riccardinho, numero su Lamas, può puntare alla porta. Riccardinho prova a evitare anche Micoli che con un guizzo lo ferma. Palla in calcio d'angolo. Già sulla prima parata di Micoli secondo me, poi l'ha rigiocata Riccardinho ma era già tutto fermo a mio avviso. Angolo ancora per Avellino. Palla dentro, attenzione al pallone buono. Riccardinho cerca spazio per il tiro, Micoli lo ferma. Poi quasi invita l'arbitro a fischiare fallo, urlando dopo il contatto con la mano. Entrato anche Leggero nel frattempo, sarà lui a ricevere il pallone dalle mani di Faiella. Sembra tutto ok per Micoli. Tra l'altro non è arrivato il fallo, ma semplicemente il gioco è stato fermato. Leggero rischia di perdere il pallone, perde il rimpallo. Michel guadagna rimessa. E adesso il time out lo chiama invece Reali. 4 minuti e 15 secondi da giocare nel corso del primo tempo. La Roma ha raddoppiato con Lucio Avellino rispetto al time out chiamato da Chiaffarato, mentre la L84 ha allungato 3-0 sulla Feldi. Elsa La Consilina ha sbloccato il match contro la Sandro Abate andando sull'1-0. Con questi risultati il Capurso sarebbe 10º, scavalcato proprio dalla Feldi al 9° posto. Attualmente ancora in zona salvezza, ma con la sfida di domani l'Active potrebbe scavalcare il Capurso. Campionato ancora con tanti verdetti da esprimere, soprattutto nella zona che riguarda la permanenza diretta, i playout e le retrocessioni. La retrocessione aritmetica al momento è solo quella della CDM Futsal in 15ª posizione, poi ancora aperta con 15 punti a disposizione. Tanto match che è ripartito per gli ultimi 4 minuti. Grandinetti allontana arrivando prima di Fortino sul pallone. Biscossi lascia ad Avellino, che avrà battuto un buon 70% di tutte le palle inattive della Roma in questo primo segmento di gara. Fortino, ancora Fortino, che nonostante sia un pivot tra i più forti della Serie A, non disdegna anche il venire a costruire dal basso, o quantomeno di far partire la manovra. Rinvio per Micoli, 3:40 da giocare. C'è Grandinetti che sta giocando da riferimento offensivo adesso, prova anche una sponda senza però avere compagni che arrivavano a rimorchio. Ha allargato le braccia Leggero come a dire non potevo arrivarci. Vediamo se questa di Grandinetti sarà la soluzione tattica che andremo a rivedere anche nella parte di match che rimane.
sicuramente ha la fisicità per poter lottare con Avellino, considerando anche che Ike è stato ammonito proprio allacciandosi con Lucio Avellino. Dovrebbe aver pensato a quest'altra soluzione che ha farato. E dunque Leggero ricopre il ruolo di riferimento arretrato, probabilmente tra un po' ci sarà anche Perri lì. Eccolo Leggero, rientrato dopo un anno di inattività. Pires trova una deviazione che equivale a una rimessa laterale davanti a Chiaffarato. Leggero, ancora 3 minuti da giocare nel primo tempo. Grandinetti in avanti verso Lamas, riceve il pallone, lo smista per Pires sulla destra. Ancora Pires, Grandinetti finisce per terra, ma il match prosegue. Lamas, grande intervento di Fortino che trova la deviazione proprio di Lamas dopo essere intervenuto sulla sfera e porta a casa la rimessa laterale. È proprio Leggero che prende in consegna Fortino in questo momento. Attenzione intanto il lancio dall'altra parte, sempre Micoli con i tempi giusti, con la testa ad intercettare. Rimessa per Avellino, cercare Fortino, palla un pizzico in anticipo rispetto alla corsa del numero 20, lancio dall'altra parte, Lamas mette giù, ancora Lamas invitato a rialzarsi ancora una volta. Avellino da Fortino, siamo già dall'altra parte, ancora Fortino con il destro verso il secondo palo, intercetta Leggero, rimessa laterale per la Roma. Lamas si lamenta per la trattenuta precedente, la andiamo a rivedere, contatto che c'è stato ma da replay è sembrato abbastanza lieve, per questo spieghiamo il fatto che non sia stato punito. Intanto Fortino ci prova col mancino, grande coordinazione, non riesce a inquadrare lo specchio. Micoli verso Leggero, Lamas va da Pires, ancora Lamas di prima in avanti, Grandinetti perde il pallone a beneficio di Avellino, poi Fortino lo protegge e va ancora da Avellino. Prova a sfondare sulla sinistra Viscossi, commette il primo fallo della Roma in questo match, spingendo troppo su Pires. Lamas, Leggero, Pires, Grandinetti riceve, Lamas, ancora Leggero, bella palla in avanti per Pires che controlla col petto, viene disturbato da Fortino, per sua volta tocca Sarmiento, corretto secondo me far proseguire il match. Leggero batte verso Lamas, a sinistra il pallone per Grandinetti, buca per Lamas che non riesce però a proporsi in avanti, poi Pires calcia dalla distanza, Sarmiento in due tempi ma concede calcio d'angolo. Dalla sinistra stavolta va Leggero a batterlo. Va da Lamas, destro dalla distanza, c'è una deviazione, c'è un nuovo calcio d'angolo per il Capurso. Stavolta è Lamas l'incaricato della battuta, vediamo se va a cercare a sua volta Leggero. No, va da Grandinetti nelle intenzioni a centro area, allontana poi la difesa, 1,28 e poi ci sarà l'intervallo. Lamas sul pallone, Pires, Leggero, Grandinetti protegge, la tiene in campo e torna da Leggero, imbucata verso Pires, fermato, poi Viscossi gioca il pallone ampiamente oltre la linea laterale, c'è rimessa proprio dove è posizionato Landi. Riallaccia
La scarpa destra Lamas, si riparte. Leggero verso Pires. Leggero per Lamas. Pires. Grandinetti. Pires prova a scattare in profondità. Grandinetti sceglie invece di andare da Lamas. Pires. Colpisce male il pallone, può partire Riccardino in contropiede. Pires prova a rallentarlo. Sa di non poter commettere fallo. Palla buona, poi giocata sulla destra da parte di De Simone, che sbaglia la misura del passaggio, che avrebbe mandato Avellino probabilmente a calciare verso Micoli. Si riparte, siamo entrati ampiamente nell'ultimo minuto. Lamas in avanti verso Grandinetti, buono il controllo, non il passaggio per Pires, e quindi rimessa per la Roma davanti alla panchina di un Reali che può essere secondo me molto soddisfatto di quello che è stato il primo tempo dei suoi. Sarmiento prova ad alzare il pallone verso Riccardino, non è preciso il suggerimento del portiere argentino, e dunque ancora un possesso per il Capurso. 24 secondi da giocare, c'è potenzialmente tempo per riportare la palla nella metà campo offensiva e provare a impensierire ancora Sarmiento. Leggero, si è allargato anche Micoli. Leggero va a servire. Micoli finta di andare verso la metà campo offensiva e torna da Lamas, e poi torna anche in porta. Lamas sbaglia il passaggio verso Pires, che voleva un pallone più raso a terra. Sarmiento al rinvio, cerca la profondità. Leggero vince il duello con Ceccarelli. E poi il tiro di De Simone arriva quando suona la sirena. Finisce il primo tempo al Palapinto. Roma avanti 2-0 con i gol di Riccardino e Avellino. Pausa per noi, ci risentiamo per il racconto della ripresa.
Nuovamente in diretta dal Palapinto di Mola di Bari, tra poco il secondo tempo di Global Work Capurso Roma. Giornata numero 26 della Serie A, quinto, si riparte dal 2-0 degli ospiti, firmato Riccardinho e Avellino. Squadre già rientrate sul parquet. C'è consegna dell'asciugamano di De Eugenio a Micoli, che era rimasto nella porta difesa in precedenza dal portiere del Capurso. Adesso si potrà ricominciare con Grandinetti sul punto di battuta, con lui Pires, Perri e Lamas, oltre al già citato Micoli nel quintetto che inizia il secondo tempo. Sarmiento, Avellino, Riccardino, De Eugenio e Fortino invece 5 scelti da Reali, che ha di fatto raggiunto la squadra nello spogliatoio soltanto negli ultimi minuti. È rimasto per quasi 5 minuti dell'intervallo seduto sulla sua panchina e poi è andato negli spogliatoi a dare le ultime indicazioni. Si riparte adesso, Grandinetti prosegue nel suo nuovo ruolo da riferimento offensivo, almeno questa è l'indicazione di chi ha farato adesso che inizia la ripresa. Possesso è della Roma. Avellino, contrasto con Pires, palla che arriva dalle parti di Sarmiento. Avellino, Di Eugenio la lascia a Fortino, nuovamente Avellino. Cerca il pallone in profondità, Di Eugenio non ci può arrivare, possesso dunque per il Capurso. Pires che va a sistemare il pallone sulla linea. Perri, Lamas, lancia in avanti verso Grandinetti, palla però irraggiungibile per l'ex Cosenza e Taranto. Palla nuovamente nel tunnel che porta agli spogliatoi. Di Eugenio è andato a recuperarla. Riparte dunque la Roma. Ottimo primo tempo della formazione di mister Reali. Avellino, Riccardino, ancora Lucio Avellino, cambia tutto e va da Fortino per cercare di rubare il pallone, poi Di Eugenio evita l'intervento di Pires. Riccardino, Fortino non la tiene in campo, rimessa per il Capurso. Pires con un pallone orizzontale che poteva sembrare rischioso. Grandinetti riceve davanti ad Avellino, prova a superarlo Avellino, però è sempre attentissimo, poi si dispera anche per non essere riuscito a tenere il pallone a sua disposizione per provare eventualmente a andare in contropiede. Perri va a cercare proprio Grandinetti che si gira bene, destro in porta, Sarmiento para. Gran parata col corpo di Sarmiento che è rimasto in piedi. Ancora Capurso però, Grandinetti se la ritrova ancora davanti. Grandinetti portato verso l'esterno, non riesce poi a calciare in porta. Sarmiento la vuole rimettere subito in gioco, potenzialmente contro te, perché Grandinetti e Avellino sono rimasti un attimo indietro. Perri la calcia addosso a Riccardino, guadagna rinvio dal fondo. Micoli alla battuta. Pires, Perri ancora da Grandinetti, disturbato ancora da Avellino ma riesce a riceverla. Poi pressione vincente da parte della Roma che porta a casa il fallo laterale. Fuori Di Eugenio, dentro Michel. Sarmiento proprio per Michel. A Roma c'è stato spazio anche per i più giovani in distinta. Michel 2006, Ceccarelli 2007, anche Marchetti 2008, quindi Reali che conosce benissimo anche la formazione under 19 della Roma. Si è affidato anche a loro per ampliare le rotazioni in questa partita. Micoli va da Grandinetti, non si intendono i due perché Grandinetti voleva un passaggio rasoterra sul corpo, Micoli è andato in profondità
Questa è l'occasione in precedenza per Grandinetti, probabilmente la più grande chance della partita per il Capurso. Ottima risposta di Nicolas Sarmiento, portiere di un'enorme qualità ed esperienza. Fin qui imbattuto Riccardino da Fortino nel frattempo. Avellino. Riccardino per Avellino. Fortino con l'esterno torna ad Avellino. Michel, controllo orientato, la mette dentro per Fortino, grande intervento di Perri. Poi Lamas fermato, Riccardino ancora da Fortino che vince il rimpallo. Riccardino murato, la palla è buona, Michel, Avellino pensa al tiro, va da Fortino ancora, Perri bravissimo a leggerla e a far ripartire Lamas in contropiede. Lamas fino in fondo, Sarmiento respinge e diventa contropiede dall'altra parte. 3 contro 2 per la Roma, con Fortino che porta il pallone, allarga per Riccardino. Avellino sbaglia l'ultimo tocco, non so se alla fine ha cercato il tiro o il passaggio per Fortino, di fatto non l'ha colpita bene. E ovviamente quando si crea una superiorità numerica da una parte o dall'altra spesso arriva poi una chance importante. Pedrigno verso Leggero, palla in avanti a cercare Dammacco che si rivede dopo un bel po' di tempo in campo, non riesce però a ricevere il pallone. Avellino è un cliente scomodissimo per chi deve giocare da pivot. Michel, Avellino, lancio alle spalle della difesa, Micoli legge tutto e prova a ripartire, ancora Micoli, cerca un pallone in diagonale, stavolta non riesce però a creare una situazione di pericolo. Roma in possesso, lancio in avanti per Ceccarelli, rimpallo poi premia la giocata di Michele che va ancora da Ceccarelli, palla sul palo per la scivolata di Giannattasio, ma c'è stato il fallo. Andiamo a rivedere l'azione, buona giocata di Ceccarelli, poi palla giocata ancora verso il numero 8, scivolata sicuramente come posizione, possiamo dire che è corretta la scelta perché il contatto è stato fuori area. E quindi seconda ammonizione in casa Capurso dopo quella di Ike. Probabilmente punita anche la trattenuta sul giocatore che andava verso il pallone, oltre al contatto basso. E quindi primo fallo della ripresa per il Capurso, seconda ammonizione ricevuta per la squadra di Chiaffarato. E attenzione a questo calcio di punizione da posizione davvero invitante. Va Fortino per il destro da parte di Biscossi, c'è stata la parata. Calcio d'angolo, ha scelto il passaggio anziché la conclusione Fortino. Avellino invece la battuta del calcio d'angolo, destro fortissimo di Michel che non riesce a inquadrare la porta. Giannattasio ha un po' di campo sulla destra, c'è Dammacco in avanti, difende il pallone Dammacco, poi va da Leggero. Pedrigno con l'esterno in avanti per Dammacco. Giannattasio, gran palla ancora per Pedrigno, Sarmiento bravissimo al limite dell'area e poi la va anche a spazzare. Micoli in avanti subito, bel appoggio di petto di Giannattasio ancora per Dammacco, palla verso Luca Leggero. Dentro a cercare Dammacco. Sbaglia però la giocata con il destro, Leggero chiede scusa al suo compagno in maglia numero 10. Rinvio dal fondo per Sarmiento, già battuto. Ancora Giannattasio a fermare una linea di passaggio. Avellino, Ceccarelli, Michel,
Ancora Avellino e ancora Ceccarelli sulla sinistra. Avellino. Michel intercetta Pedrigno. Accenno di trattenuta da parte di Michel sul braccio di Pedrigno, che non prende bene questa mancata chiamata. Rimessa assegnata alla Roma. Ceccarelli. Scappa via sulla destra. Ancora Ceccarelli, la mette dentro. Pedrigno di testa e poi Giannattasio. Pedrigno, leggero, verso Dammacco, si va da Giannattasio, chiama il taglio di Dammacco, pallone per Pedrigno che prova la giocata personale, se la porta fuori. Ceccarelli. Si riparte poi da Michel sulla sinistra. Ancora Michel, 1 contro 1 con Giannattasio. Michel lo punta, va sul mancino, calcia sul primo palo. Micoli respinge. Palla dentro ancora verso Ceccarelli. Di Eugenio. Difende il pallone, arriva leggero a spostarlo in fallo laterale. Ancora Alessio Di Eugenio la battuta, prova Michele la giocata, poi Giannattasio vuole mandare in contropiede Dammacco, pallone non velocissimo, buon lavoro poi ancora di Giannattasio fermato dall'ottima scivolata di Eugenio, pallone che torna a disposizione di Giannattasio. Pedrigno prova ad andarsene sulla sinistra, Ceccarelli lo disturba, il pallone termina davanti alla panchina della Roma e quindi possesso ancora per gli ospiti. 6 minuti quasi trascorsi nella ripresa. Di Eugenio. Biscossi. Lancio intercettato da Leggero che però non riesce a controllare il pallone. E dunque c'è rimessa per la Roma che guadagna una palla inattiva in zona offensiva. Giallo intanto verso la panchina del Capurso, l'indirizzo di Davide Limone. Rimessa che va a battere Di Eugenio. Ricardinho non si fa saltare Grandinetti, rimessa ancora per la Roma. Si muove Fortino che vorrebbe il pallone, va oltre i 4 secondi di Eugenio però, e quindi gioco che si ferma. La rimessa sarà in favore del Capurso. Era arrivata poi una palla verso l'interno dell'area di rigore allontanata da Micoli, ma era tutto fermo. Perri, Pires, ancora Perri, in avanti a cercare Grandinetti, palla però irraggiungibile. Ricardinho. Ancora Ricardinho verso Avellino. Di Eugenio. Pressato da Grandinetti per dare una mano, ma Fortino gestisce ancora il pallone. Avellino. Di Eugenio. Ancora Fortino. Palla che arriva in qualche modo a Ricardinho con Pires che si pregustava di intercettarla. Avellino taglia il campo. Fortino ha spazio. Va verso il secondo palo. Ricardinho va a sbattere poi con la porta. E Micoli viene fermato in contropiede. Tra le proteste generali, Ricardinho è andato a impattare in maniera violenta con la porta. Capurso si lamenta perché andava a giudizio di chi ha farato dalla sua panchina, fermato eventualmente dopo il gioco. Ricardinho intanto si è rialzato, ha preso un colpo al polso alla fine. Quindi porta risistemata e palla che viene scodellata
a disposizione di Perry. Perry, Pires, poi un piccolo screzio tra Di Eugenio e Pires al momento della battuta di questa rimessa. Lamas intercetta Riccardinho, rimessa laterale per il Capurso. Pires va da Perry, palla in avanti verso Grandinetti, diventa però un pallone giocabilissimo per Riccardinho che sbatte su Perry, non c'è fallo, 4 contro 2, Lamas verso la porta, ancora Sarmiento, Pires col destro, accorcia le distanze, 2-1, il Capurso torna sotto nel punteggio e Pires invece torna avanti nella classifica marcatori. Questa è la parte conclusiva del match. Pires con il destro, che non è il suo piede, trova la porta e trova il gol che rianima anche il Palapinto qui a Mola di Bari. 12:35 da giocare. Un solo gol di distanza tra le due squadre. Continua la stagione super in Serie A di Pires. Gioco ripartito nel frattempo. Avellino in avanti, Grandinetti intercetta, si impegna per tenerla in campo, non ci riesce. Di Eugenio, Avellino per Fortino, Avellino a metà strada tra Di Eugenio e Fortino il pallone, rimessa laterale per il Capurso. Palla a cercare Grandinetti, nulla da segnalare in questo contatto con Avellino. Per intercetta poi il pallone giocato da Fortino, la rimessa però è sempre della Roma. Adesso ovviamente inizia a salire anche agonisticamente il livello della partita. Di Eugenio aggira dall'altra parte per Biscossi, palla in profondità a cercare Fortino. Biscossi ancora, calcia, sbatte su Pedrigno e alla fine l'ultimo tocco è il suo. Pires, Perry, Grandinetti, difende il pallone, va da Perry. Palla in avanti a cercare Pires, fermato in qualche modo da Di Eugenio, poi la manda in avanti per Pedrigno. Pedrigno col pallonetto, fuori non di molto. Andiamo subito a rivedere che assist di Pires. Pedrigno poi si dispera per aver fallito questa occasione. Michel, Avellino verso Biscossi, ancora Michel, Pires lo ferma e trova anche il tocco dell'avversario. Micoli per Pedrigno, tocca Fortino, rimessa ancora per il Capurso. Perry, Pedrigno per Micoli che si è proposto sulla destra, pressato da Avellino. Pedrigno ancora, difende bene il pallone e va da Perry. Grandinetti, palla fortissima quella giocata da Grandinetti, un attimo forzato troppo il pallone, time out chiamato dall'inquadrato. Reali nel frattempo che legge secondo me il momento della partita e in maniera opportuna chiama il time out. 11 minuti di fatto da giocare in questa partita, con il Capurso che è tornato sotto grazie al gol di Pires. Came avanti 4-2 nel frattempo sul Savia Testa Mantova, 4-1 tra L84 Torino e Feldieboli, 1-1 tra Sporting Sala Consilina e Sandro Abate.
Torna in campo già martedì 21 aprile intanto, con il Capurso che sarà ospite proprio della Sandro Abate di Piero Basile, mentre la Roma ospiterà le Cositi Genzano. Torna in campo nel frattempo, dopo il time out chiamato da Reali. Michel. Avellino. Biscossi. Tocca Grandinetti, palla ancora buona per Biscossi. Poi per in chiusura, forse contatto falloso. Ancora un contropiede. Attenzione, il rosso diretto però per Biscossi. Rosso anche per Limone in panchina intanto nel Capurso. Per è rimasto a terra dolorante, si tocca il ginocchio, lo vediamo adesso inquadrato. È arrivata l'espulsione per Matteo Biscossi. E adesso sicuramente terapie per un po' di ghiaccio adesso per Perry. (10:48), episodio che può permettere al Capurso di attaccare in superiorità numerica. Quando si riprenderà a giocare. Si rialza Perry tra gli applausi del pubblico del Palapinto. E quindi 2 minuti di superiorità numerica per la squadra di casa. Per il rosso. A Matteo Biscossi. (10:44) da giocare, 2 minuti per il Capurso di superiorità numerica. Lamas attacca subito Sarmiento, primo intervento in inferiorità numerica. Provato subito a tagliare all'interno della difesa avversaria Lamas. Grandinetti va proprio da Lamas. Grandinetti la gira, sbaglia ancora la misura del passaggio come è accaduto in precedenza. Ci ha provato in spaccata Pedrigno a tenerla in campo, non ci è riuscito. Rimessa per la Roma, che ha sicuramente in fortino un elemento importante per provare a tenere su un po' il pallone. Lancio però tra le mani direttamente di Nicoli da parte di Sarmiento. Allora la Roma deve rientrare tutta dietro la linea della palla. Protezione. Lamas prova ancora a buttarsi in mezzo, allarga per Grandinetti che calcia sul primo palo. Ha preso solo il montante e non Sarmiento, e quindi ci rinvio dal fondo per i giallorossi. Si ricomincia con la rimessa dal fondo. Sarmiento, lunghissimo il suo pallone, Perri di testa prima di De Eugenio e la Roma guadagna un calcio d'angolo che però non viene, anzi sì, adesso sì, viene assegnato. C'è parere discordante tra i due arbitri. Secondo me ha visto bene Landi alla fine, era netto, anche perché Perry si era poi lamentato di una spinta ai suoi danni. Lo sta rifacendo adesso. Angolo sembrava abbastanza netto, quindi alla fine viene presa la decisione giusta. Avellino la battuta dell'angolo, va direttamente indietro da Sarmiento per far correre pallone e cronometro. Sarmiento alza il pallone, non va a prenderlo nessuno e quindi c'è rimessa per il Capurso. Porta il pallone dall'altra parte Perri, può anche calciare da lì, va verso la porta, trova il corpo di Avellino. Trascorsi i primi 50 secondi in superiorità numerica per
per il Capurso. Fallo laterale per Gonza Pires. Perry. Lamas. Ancora Perry. Nuovamente spazio da quella parte, calcia forte verso il secondo palo. Pires si avventa sul pallone, poi Granetti, ancora Pires, la manda al lato. Super chance, Capurso. Lancio di Sarmiento in avanti, ancora verso Di Eugenio che non riesce però a arrivare sulla sfera. Lamas. Pires. Perry, bella palla di prima, Lamas ci prova ad incrociare, non inquadra la porta. C'è rinvio dal fondo per la Roma con ancora circa 40 secondi di superiorità per il Capurso dopo il rosso a Biscossi. Sarmiento ancora profondo, stavolta a cercare Fortino. Perry, ottimo intervento di testa. Lamas allunga per Pires, 2 contro 1. Pires e Grandinetti. Grandinetti verso Lamas, fermato al momento del tiro. Grandissima lettura difensiva di Di Eugenio. Pires ancora. Calcia in porta, Avellino allontana sul fondo. Capurso che ha ancora però una trentina di secondi, qualcosina in meno di superiorità numerica. Allora opportunamente Chiaffarato ferma il gioco, sia per far rifiatare i suoi, sia per provare a riorganizzare questo attacco con l'uomo in più, che è sicuramente una chance importante dopo il gol di Pires, l'episodio che ha riaperto il match, non che fosse chiuso sullo 0-2, ma anche in termini proprio di inerzia della partita. Sicuramente dopo il gol di Pires, questo episodio del rosso del Biscossi poteva dare ulteriore carica al Capurso, che ci ha provato, ha trovato anche un buon Sarmiento a respingere. Squadre che tornano adesso in campo. Vediamo se Chiaffarato ha provato a cambiare qualcosa nel modo di attaccare dei suoi. Mancavano 10:44 quando è stato espulso Biscossi, quindi 11-16 fa 27. Una delle ultime chance in 5 contro 4 per il Capurso. Perry, Lamas non trova spazio. Perry verso Pires, va da Grandinetti, pronto a tornare in campo Riccardinho nel frattempo nella Roma. 10 secondi ancora. Perry calcia in diagonale, palla sibila al lato e probabilmente sfumano qui le chance del Capurso di provare a pareggiarla con un uomo in più. Restano però quasi 9 minuti ancora da giocare. Sarmiento allontana il pallone per permettere a Riccardinho di tornare in campo quando arriva l'autorizzazione. Arriva in questo momento e quindi si torna con il classico 5 contro 5. Avellino ferma Grandinetti, che comunque da pivot non sta facendo una brutta partita nonostante non sia il suo ruolo principale, ma come detto è il fisico per provare a lottare anche contro avversari come in questo caso. Perry lo riserve mentre Grandinetti non stava guardando la palla, rimane però in controllo l'88. Lamas prova la sponda, Grandinetti era rimasto un attimo staccato. Sarmiento deve allontanare la palla per evitare di infrangere il limite dei 4 secondi a sua disposizione. Allora c'è Pires alla battuta. Perry, Lamas intercetta Riccardinho, poi Fortino, ancora Riccardinho dietro da Avellino, si va da Michel, prova a sfidare 1 contro 1 Pires. Micoli è in vantaggio, sceglie di spazzarla anziché aspettarla e quindi il possesso rimane alla Roma. Avellino da Michel per Fortino, ancora Michel, Avellino, Fortino
sulla corsa di Riccardinho, gli passa davanti però Pedrinho, porta a casa la rimessa dal fondo, nuovamente dentro Leggero, subito servito Pedrinho. Pires vuole la palla in profondità, Pedrinho non riesce a servirlo, va corto da Grandinetti che nel frattempo si era portato in prossimità del pallone, tocco poi di Avellino, rimessa per Gonza Pires. Leggero, Pedrinho, Leggero con l'esterno da Pires, intercetta per un attimo Michel, poi Pedrinho in qualche modo non riesce però a conservare il possesso. Rimessa per Michel. E ancora rimessa a Roma. Riccardinho. Finisce per terra, c'è fallo. Sette minuti e 09, secondo fallo commesso dal Capurso nel secondo tempo. Avellino per Fortino che torna ad Avellino che calcia addosso a Pedrinho. Dammacco prova a proteggere il pallone, torna buono però per Avellino, poi Fortino, Michel, Fortino, ancora Riccardinho, Avellino tocca il pallone Pedrinho per un attimo, poi Avellino rimane in possesso e va da Sarmiento. Riccardinho, Avellino, bel pallone sulla corsa di Michel dalla sinistra, prova a metterla verso il secondo palo, non arriva in tempo Riccardinho, era forse l'unica giocata che poteva provare lì. Già battuto il fallo laterale con Micoli che deve anche fuori equilibrio, una postura con poca coordinazione. Intanto tentativo anche di Ceccobelli, dicevo Micoli senza postura corretta, aveva allontanato in qualche modo il pallone. Rimessa laterale però per la Roma con Avellino verso il secondo palo, arriva ancora il tiro senza però inquadrare la porta di Tommaso Ceccarelli che difende anche questo pallone per un attimo, poi arriva Dammacco e si porta a casa la rimessa laterale. 6 minuti 13 secondi da giocare. Giannattasio la gira per Dammacco che sbatte su Riccardinho, poi Michel indietro da Sarmiento. Sarmiento a cercare Ceccarelli che non riesce però a controllare la palla. Giannattasio in avanti da Dammacco, buona protezione della sfera, finisce per terra, Dammacco si tocca il ginocchio ma il gioco prosegue. Giannattasio allarga verso Pedrinho che si era però fermato sentendo le urla del compagno e quindi rimessa per la Roma che andrà però poi a restituire la sfera. Si riparte, tutto ok anche per Dammacco. Pedrinho in avanti verso Dammacco, fermato alle spalle da Avellino, poi Sarmiento evita il calcio d'angolo. Micoli in avanti, Giannattasio, Dammacco, Giannattasio ci prova, c'è una deviazione, Sarmiento deve provare con i piedi a evitare il corner, ci riesce, possesso rimane però al Capurso. Leggero per Pedrinho, palla dentro Ceccarelli, se la ritrova
a disposizione. Poi Sarmiento con le mani può andare in profondità a cercare Michel. Micoli col petto, gran giocata, la tiene in campo. Landi indica con la mano che il pallone è ancora giocabile. Leggero alza il pallone, gran palla per Giannattasio, fermato poi da Michel, rimessa per il Capurso. 4:42 da capire se adesso Chiaffarato stia pensando anche al portiere di movimento. Leggero va da Micoli all'indietro, vorrebbe lo scatto di Dammacco in profondità, alla fine deve giocare comunque il pallone perché stavano finendo i 4 secondi, ma la palla è stata di fatto riconsegnata alla Roma. Un solo gol di distanza tra le due squadre e 4:33 da giocare. Micoli per Lamas sulla sinistra. Grandinetti, buona difesa del pallone ancora una volta, non ci sono compagni a destra, deve di fatto rimettersi fronte alla porta e ricominciare. Palla giocata indietro per Leggero. Giannattasio, Leggero. Lamas. Da Dario Giannattasio, pressato da Avellino, palla poi per Leggero. Grandinetti, controllo non perfetto. Rimessa battuta adesso dalla Roma. Avellino. Indietro da Sarmiento. 4 minuti netti da giocare. Lancio in profondità. Colpo di testa e palla però recuperata da Leggero dopo il tocco di Ceccarelli. Attacca da sinistra Lamas che prova a passare su Avellino, che è bravissimo a ritornare in possesso del pallone. Ancora Avellino. Ricardinho verso De Simone. Avellino. Attaccato da Leggero. Riesce a scaricare comunque per Ricardinho. Nuovamente Avellino in avanti, palla però direttamente fuori. Chiaffarato richiama a gran voce Leggero e Giannattasio per Pires e Perri. Passa anche da loro l'assalto finale del Capurso per provare a pareggiare la partita. Ancora non si vedono, anzi adesso si iniziano sulla panchina del Capurso a cercare la maglia da portiere di movimento, credo per Pedrigno. Lamas intanto in avanti verso Grandinetti. Di Eugenio recupera il pallone, Fortino per Avellino. De Simone in avanti, impreciso il suo pallone. Pedrigno, lo vedete nella parte alta dell'inquadratura precedente, sta già vestendo la maglia da portiere di movimento e poi la casacca. Quindi credo tra pochissimo ci sarà il cambio con Micoli. Grandinetti fermato da Avellino nel rimpallo, però manda la palla dalle parti di Lamas. Di Eugenio salva il possesso. Perri scivolata, la tiene anche in campo. Poi Micoli rischia anche il dribbling e ci riesce su Di Eugenio. Ancora Peppe Micoli, ce l'ha sul sinistro, allarga sbagliando. Perri la calcia forte in porta, poi Lamas non riesce a correggere. Provato a cavalcare l'inerzia dell'azione Perri. Sarmiento con la punta in avanti, quasi trova un gran passaggio per De Simone. Pires la manda subito in profondità. Lamas prova a saltare Avellino, guadagna rimessa laterale. È l'occasione per far entrare in campo Pedrigno. Rimessa laterale per Pedro Guedes. 2:41 da giocare. Perri per Lamas, Chiaffarato inginocchiato a dare indicazioni ai suoi. Pires per Grandinetti. Pires. Lamas. Allarga da Pires. Perri. Pedrigno. Tocca Ricardinho. Possesso sempre per il Capurso. Perri. Lamas. Pires. Ancora verso Lamas. Scambiano loro due. Perri. Pedrigno. Ancora Perri. Torna da Pedrigno. Ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti. Perri. Pedrigno. Grandinetti. Lamas. Ancora da Grandinetti. Si va poi da Pedrigno. Grandinetti per Lamas che torna dall'88.
1:50 al termine della partita. Pires ha un po' di campo sulla destra lasciato da Pedrinho, che ha preso posizione sulla linea di fondo. Ancora Pedrinho, non riesce a seguire un compagno, poi Avellino gli sporca la palla, rimessa laterale ancora però per il Capurso. Avellino chiede di potersi allacciare le scarpe e infatti Faiella ferma momentaneamente il gioco. Fuori Grandinetti, dentro Leggero intanto per la gestione del portiere di movimento. Lamas, Pedrinho fermato da Ricardinho, sempre però fallo laterale Capurso, 1:35 da giocare. Lamas, Leggero, Pires verso Leggero, poi Lamas, Leggero, Pires dentro, non arriva nessuno però a deviarla. Palla un po' arretrata rispetto alla posizione di Pedrinho, che torna verso la sua panchina per permettere a Micoli di andare tra i pali, considerando che il possesso c'era la Roma. Avellino lancia in profondità, buon controllo di Fortino, che poi però viene fermato da Perri. Pires fermato a sua volta da Di Eugenio, che vorrebbe il fallo laterale. Torna in campo Pedrinho come portiere di movimento. Leggero per Lamas. Pedrinho, 1:10 da giocare. Perri per Lamas. Ancora Perri. Pires la gira. Avellino però con un gran senso della posizione sa di non avere compagni e avversari alle spalle, la allontana. Fortino ci prova dalla sua area di rigore, trova il petto di Perri. Iniziato l'ultimo minuto nel frattempo. Palla però sbagliata di Perri per Leggero. Il Capurso perde una importante situazione di possesso, quindi la Roma può rimettere il pallone in gioco con Lucio Avellino. Attenzione a questa palla intercettata per un attimo da Pires, in rimessa dal fondo adesso. Reali chiede calma ai suoi nella gestione di questi ultimi 50 secondi. Lancio di Sarmiento verso Fortino, ancora Perri ad allontanare, ma la palla rimane a disposizione della Roma e ancora una volta saggiamente Avellino la lascia uscire sul fondo. Sarmiento profondo, sempre stessa soluzione, stavolta Perri si abbassa, lascia uscire il pallone. Sono trascorsi 10 secondi. Lamas porta il pallone nella metà campo offensiva. 32 secondi da giocare. Pires, Leggero, Pires verso Perri, con l'esterno per Leggero, poi Pedrinho. Perri carica il destro, Sarmiento respinge con Leggero che passava da quella parte, aiutato adesso anche da Avellino, su un colpo al basso ventre credo. Angolo per Leggero, 12 secondi residui sul cronometro. Lamas la tocca per Perri che deve andare a calciare di sinistro. È arrivato impreciso il suggerimento di Lamas. Perri non è riuscito a calciare come avrebbe voluto verso la porta. Fortino adesso sta indicando a Sarmiento di fare una palla più a parabola possibile, sfruttando tutta l'altezza del palapinto. Infatti Sarmiento ascolta la sua indicazione. Pedrinho, gli ultimi 5 secondi della partita. Pedrinho ancora per Leggero, deve provare a calciare in porta il Capurso ma non ci riesce perché suona prima la sirena. Finisce il match, la Roma espugna il palapinto con il punteggio di 2-1. Decidono i gol nel primo tempo da parte di Ricardinho e Avellino. Di Pires il definitivo 1-2. È tutto da parte di Davide Menolascina, grazie per averci seguito anche stasera in tanti in diretta e appuntamento alle prossime dirette del futsal italiano.